con Pablo Gomez alla fine della partita di Trissino. Innanzitutto complimenti a te e alla tua squadra. Partiamo dal risultato finale, qual è la tua valutazione sulla partita e sul risultato? No, niente, prima grazie mille per questo, per i complimenti. Questo abbiamo fatto una grande partita, credo, complimenti anche a mia squadra, ai miei compagni. Niente, ce l'abbiamo fatto, sappiamo lo che è il Trissino, che è una squadra che fa un altro campionato, però niente, noi non mancavano anche due giocatori, non mancava Samu, non mancava Nicolò, eravamo in 6, alla fine non abbiamo giocato a qua a Trissino, che non è semplice. Alla fine anche meritiamo, mi sa, anche 3 punti, però bueno, niente, lo sappiamo lo che è il Trissino, alla fine un pareggio è anche giusto. Ti volevo chiedere questo, è più bella la soddisfazione di aver pareggiato a Trissino o un po' il rammarico di non essere riusciti a portarla a casa essendo stati avanti praticamente tutta la partita? Guarda, sempre un po' amaro il pareggio, però perché sempre giochi per vincere, però alla fine sai, come ti ho detto, il Trissino sappiamo ci sono 2 squadre in campo, e alla fine qua un pareggio per noi è come vincere, credo che anche per tutti, però sappiamo lo che sono loro, però noi facciamo il nostro campionato, abbiamo iniziato abbastanza bene, sono contento con la squadra, è un bel gruppo e niente, continuiamo avanti e ora pensare all'altra partita. Rimane il fatto che il Viareggio è ancora imbattuto in campionato e un Viareggio che sta crescendo di partita in partita con l'obiettivo di arrivare dove? Guarda, noi come ti dico è partita tra partita, non ce l'abbiamo lì dire dobbiamo arrivare qua, è partita tra partita, tranquillo, come ti dico stiamo crescendo perché alla fine stiamo facendo lo che chiede il mister, piano piano, no? Sono sempre cose da vedere, però alla fine sono contento con la squadra e complimenti anche ai miei compagni. Quindi complimenti.